Abbiamo voluto esserci qui anche fisicamente al valico di Rafah, dove a pochi chilometri da noi si sta consumando letteralmente l'inferno all'interno della striscia, per ribadire alcuni messaggi chiari. Primo tra tutti cessate il fuoco. Senza un cessate il fuoco immediato si calcola che entro 6 mesi moriranno altre 85.000 persone, oltre alle 30.000 che già sono morte, e il 75% erano donne e bambini. Chiediamo la liberazione degli ostaggi, chiediamo il pieno accesso per le ONG che organizzano la solidarietà e per le agenzie delle Nazioni Unite a poter organizzare gli aiuti umanitari che in questo momento sono necessari per la sopravvivenza del popolo palestinese. Non possiamo rimanere inerti a vedere una tragedia che si consuma sotto i nostri occhi. Anche il nostro governo deve fare di più. Non basta aver permesso l'approvazione di una mozione del PD con l'astensione della maggioranza. Serve che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e tutte le forze di maggioranza al governo del nostro Paese diano dei messaggi chiari e utilizzino tutti i canali possibili per chiedere immediatamente un cessate il fuoco.